Buonasera a tutti, DCTV, italiana de oggi, di aprile 2025. Bene, cominciamo diretto a suo solito, dare un'occhiata a Sadie, come si presenta, come sto illuminando in questo momento un pacchetto di prusa, Raida, qualche pacchetto di sole sito a colare, insomma, però qua che te hanno fatto la fotografia di voi con questo adesso tutti, insomma, che non è nessuna lucchedda, come qualche lucchedda si presentano, ecco, di voi. Bene, andiamo da innanzi, vediamo di tornare su Saravallo, lo Saravallo io non era bello che calcolato un po' tutto da dire, 6 gradi, temperatura massima 8 gradi, temperatura minima po' crassa, che invece abbiamo spalassato fino a mezzodì e poi calcolato da già una in poi, da che 9 gradi, temperatura massima, 9 gradi, temperatura minima. Bene, cominciamo a dare insomma stoccamento nuovo che bisogna, vabbè nuovo so, e beh, scusto non scusa la vita che queríamos, esto era un appello da parte del BCTV a considerare che siamo tutti la stessa famiglia, siamo tutti in la stessa barca. Se cerchiamo di affogare uno, affoghiamo intanto, non vita in sofferenza. Questa già è in un momento meta delicato. Certo fatto insomma toccata anche di modo che non succedano, devi pensare prima, di ponere in conto su queste sul guadagno di nuda rispetto a su questa la perdita collettiva e poi la perdita di carattere personale. È un fatto scusto che può rovinare una vita, poter rovinare, bisogna chi la fa di chi lo fa, che peccano viene insomma scoperto so rischiata appunto galera e spesa di avvocato o perdita della cara, della fiducia, della dignità, insomma, ecco, quindi stiamo più attenti. Chi si pone in gioco danno anche questa cosa a quel valore che si spinta alla giacca in certa scuola o del suo balanzo che potrà essere all'UAC. E comunque, speriamo che non torni a succedere. Intanto vamos al toccamento del carattere buono, insomma, a costo su a chi uno giro in moto, su motogiro organizzato da chi uno sponsorato De Maio. Poi vi rammento sempre che il 27 di questo mese scade l'inizio di manna dopo aereo in assegnazione una convessia. Attiru pro, ecco, vamos venga brincato qualche cosa, sì, venga brincato due cose che non sono state trasmesse, non comprendo per quale motivo non vi sono, quindi poniamo subito riparo, tre cose sono le verità, una, due e tre. Ecco qua. Inviata, come torniamo in redazione e la scarichiamo, ecco qua, appena che arrivano, ecco, no, non va a caricare, mannaggia Eva, ecco qua, non caricata. Eccola. Ecco qua, toccamento, giubbotto dimenticato in sul campo sportivo, chi era dimenticato a silo ritirare. Amo poi un toccamento importante di laurea nuova, Corona dell'Aru, Noasa in
Bidda. All'Università di Sassari si è laureata laurea magistrale in economia aziendale Maddalena Carzedda, figlia di Liana Sproni e di Giovanni Carzedda. Dal menzo Saurasa, de altro avanzamento a Maddalena. A lei Maddalena. Complimenti, buona resetta, buon avanzamento e tutto ciò che si può augurare in una via gioiosa che è cussa dessa laurea. Abbiamo poi un altro toccamento che veste norma di adempimento dopo scadere il Santo Iugli, modulo da compilare e presentare entro il 19 di aprile. Norma del comportamento possono scadersi e caderasa che partecipano a sa protezione del Santo Iugli sadie 23 di aprile 2025, cioè in tutto questo adempimento di hacker. Isco che ha già sul modulo, quindi potete procedere. Bene, andiamo sul giornale e cominciamo sul nuovo attentato incendiario a Bitti, quinto raid in pochi mesi, cresce la preoccupazione per atti vandalici e furti. Bruciato il pick-up di un allevatore, il sindaco si rivolge al prefetto. Ancora fiamme e paura a Bitti nella notte tra martedì e ieri per un nuovo attentato incendiario. Il bersaglio di questo ennesimo atto di vandalismo è stato un pick-up appartenente ad un allevatore parcheggiato in via Giovanni XXIII nel pieno centro abitato. È il quinto incendio doloso registrato da dicembre nel paese, dove non sono mancati furti nelle case di anziani, facendo salire l'allarme sociale al punto che il sindaco si è rivolto alla prefetta di Nuoro. Escalation, la lunga scia di terrore che sta colpendo il paese inizia a dicembre. Da allora 5 auto sono andate a fuoco, 2 mezzi sono stati bruciati durante la stessa notte nella centrale piazza Sproni, altri 2 in tempi diversi in via Brigata Sassari, una proprio all'uscita del paese verso Onanì. 2 notti fa il raid nel centro storico in via Giovanni XXIII, mentre in casa di un'anziana nel giro di pochi giorni i latitanti sono entrati ben 2 volte. Il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, ha prontamente reagito alla notizia, esprimendo forte preoccupazione per la crescente instabilità sociale e la recrudescenza di atti di violenza. Dopo il primo attentato ho sentito la prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, per manifestarle le preoccupazioni dovute alla recrudescenza dei problemi di ordine pubblico registrati in paese, ha dichiarato il sindaco Ciccolini. Ciccolini ha precisato che la prefetta ha rassicurato sull'inserimento della questione Bitti nel prossimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza a cui parteciperà anche il sindaco per approfondire le cause di questo crescente fenomeno e cercare soluzioni condivise. Ma penso che la soluzione deve venire dai Said, cioè deve venire dai noi. Non possiamo sperare che solo azioni esterne possano risolvere questo problema. Il problema lo possiamo risolvere noi, cioè lo possiamo pensare, cioè fermarne per un momento a pensare e comprendere che non stiamo facendo male a Sasola, cioè che in questo caso il danno non è solo a chi è a tapito un danno materiale, ma è un danno per tutto. Satiro giornale, Nuova Sardegna, questo satellite Unione, escalation di attentati a Bitti, un'altra auto bruciata nel cuore della notte, è la quinta in appena 4 mesi. La prefetta convoca il comitato per la sicurezza. Aumentano anche i furti nelle case. Parliamo tranquillo. Chirurgia senologica, riparte Nonnis accanto alle donne. La responsabile del servizio, una sfida entusiasmante. Nonnis è la chirurga che ha operato proprio ieri una Emina Malaira, il tumore
a Satitta e quindi è venuta da Sassari ed è restata in Nugolo perché poi in aiuto a chi ne ha bisogno. Quasi 40 anni di lavoro come chirurga negli ospedali di Sassari, che è poi diventata la sua città. Poi la nuova sfida accolta poche settimane fa per costruire un reparto, quello di chirurgia senologica a Nuoro, dove il reparto mancava. Lunedì con la sua equipe è stata protagonista del primo intervento nelle sale del blocco operatorio del San Francesco di Nuoro. Per la dottoressa Rita Nonnis, 67 anni, 2 figli, genitori originari di Forni, venire a Nuoro per rilanciare il servizio pubblico proprio nel momento in cui in tanti lo hanno abbandonato, oltre che essere un andare dove ti porta il cuore, è anche un atto politico. Grazie Nonnis, dottoressa Nonnis, per questo che Allarme Coldiretti, bandi in ritardo, per noi è un danno. A Ozieri il 12 e 13 aprile la mostra del bovino. Con Coldiretti pure le movenne, come si sono muoviti le pastore, poi la questione adesso il ritardo. Prove d'intesa sulla manovra tra maggioranza e opposizione, questo mi sembra da non si dire, questa cosa della finanziaria regionale non riesce a essere spartorita, insomma, è stato un parto difficile e manco questa collaborazione dessa minoranza si resiste a fare da innanzi. Le due coalizioni non chiudono alla possibilità di un testo condiviso. Nell'isola 100.000 cinghiali, ora sarà difficile arginarli. Sarria, ordine dei veterinari, narra la metà sono scrofe, partoriscono 10 cuccioli. L'appello, non dategli mai da mangiare, si altera solo la loro natura, cioè in pratica sta l'ordine rabida, li andare a mannicare e poi crescono in maniera immisurata e soldano schiacchiano, sono troppi insomma. Cioè, non è una cosa, manco li scherrer bene insomma. Cagliari, la Coppa Italia è rosso-blu, però adesso Cagliari primavera, e chi è una cosa eccezionale. Le reti di Vinci Guerra e Bolzan nel primo tempo, poi il tris di 3P, trionfo a casa del diavolo, in un beliglio canne, praticamente in presa della primavera che supera il Milan e conquista il trofeo per la prima volta nella storia del club. Cioè, quindi questo è un scudetto delle serie innamoro di questa primavera, insomma, ecco, queste squadre adesso non so, una cosa meta importante, chi non è scanto un scudetto, ma in questo settore lo è a tenere tanto. Azienda sarda al simposimo spaziale, cioè nel senso che hanno si impegno, si è andata da innanzi. Innovazione, l'appuntamento negli Stati Uniti è il più importante tra le rassegne mondiali. La Nuriana Technologies di Elmas fra le 31 imprese alla fiera in Colorado. C'è un'azienda sarda, fa le 31 italiane che portano il Made in Italy nel settore dell'aerospazio al Symposium in Colorado. Va bene. Vinitaly, la Sardegna è dappertutto. L'isola lascia Verona con 4 riconoscimenti, l'ultimo all'enologo Pala. Quindi non solo premio posso vino, ma pure posso enologo che hanno mostrato grande professionalità. Oltre 97.000 visitatori con un boom di acquirenti stranieri, la vetrina 4.000 aziende. Ecco, dunque, come che manca pure soldazio, è probabile che questo mercato si cata a sviluppare.
più vincoli nelle offerte, siamo già nelle cose che può telefono ad ogni quarto ora, però può offrire servizi energetici. ARERA, l'autorità di regolamentazione per l'energia, ha deciso di imporre nuove regole alle aziende del settore. Dal 1° luglio nelle offerte di luce e gas dovrà essere garantita maggiore trasparenza a tutela dei consumatori. In particolare, nelle condizioni tecnico-economiche dei contratti di fornitura, le spese dovranno essere illustrate in un'unica sottosezione, ma separando la tariffa dal costo per l'uso delle reti e dagli oneri di sistema. Cioè praticamente vuol dire scanto costata l'energia da kilowattora che ne piponere a quanto costa a impianto di impianto, cioè sul costo reale dell'energia, poi è accisa il costo del sistema deve essere a banna che questo non dipende da ISO, ma dipende da appunto ARERA e dal suo sistema elettrico. Finanziaria intesa sul fondo unico. Il fondo unico è questo piano del comune verso l'aumento di 100 milioni in 3 anni. Dialogo sui fondi per la sanità. E poi vamos a Solinas. Fenomenologia del sardismo. Il tour letterario di Solinas. Domani il primo appuntamento a Tortolì, una valutazione storiografica del Pisdaz. Alle origini dei quattro muri, il viaggio attraverso la fenomenologia del sardismo, con il libro scritto da Cristian Solinas. Comincia domani da Tortolì il tour letterario del segretario del Pisdaz per la presentazione del volume edito da Ciapichelli, la storica collana di studi filosofici, politici e giuridici, dedicato a 100 anni di ideologia e prassi politiche nel partito fondato da Lussu e Bellieni. L'appuntamento alle 17:30 al Cinema Garibaldi nel comune Ogliastrino. Il testo rappresenta la prima opera di sintesi intorno ai fondamentali filosofici e politici del sardismo, spiega l'ex presidente della regione. Germinati nel solco del pensiero federalista di Tuveri e della filosofia politica hegeliana di Del Zio e sviluppati anche attraverso gli influssi dell'idealismo filosofico giuridico di Solari, Levi e Donati. La fenomenologia del sardismo propone un contributo per una valutazione essenzialmente storiografica e scevra di commistioni tra giudizi storici e giudizi morali o etici su argomenti complessi ed articolati come il sardofascismo e la parabola lussiana all'interno del partito, sui quali hanno finora prevalso a prioristiche ripulse ideologiche o vere e proprie mitologie strumentali. E quindi Solinas ha scritto un libro, Macarigai. Allora, inochiamolo. Campania, i giudici bocciano il De Luca Ter. De Luca ha approvato una legge regionale tipo Putin, tipo come te che fa che Trump, tipo Xi Jinping, che hanno zone sul potere e approvano una legge pro perpetuare il suo potere. E De Luca nel suo piccolo, insomma, l'ha tentata su Matessi, che riate si è stornato a eleggere e alla provincia del Trentino centrodestra spaccato. Allora, è incostituzionale la legge della regione Campania che consente al presidente della giunta uscente Vincenzo De Luca, che ha svolto 2 mandati consecutivi, di candidarsi per il terzo. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale. L'articolo 1 della legge della regione dice: la consulta, dopo aver previsto che non è immediatamente rieleggibile chi allo scadere del secondo mandato ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per 2 mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
ma proprio inserendo questo inciso, la Regione ha reso inapplicabile per la prossima tornata elettorale il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo, posto dallo Stato con la legge 165 del 2004. Il divieto del terzo mandato consecutivo opera infatti per tutte le regioni ordinarie, conclude la consulta. Dal momento, va bene, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, e quindi il bruiato si attisse sia su Veneto. Ecco, balla. Vabbè. Allora, Mimmo Lucano resta sindaco di Riace, il consiglio respinge la nota del prefetto. No alla decadenza, condannato per il caso migranti. Mimmo Lucano, este cose chi ha aiutato sul migrante, praticamente è stato dimissionato da sindaco, ma accanto parete sul consiglio comunale ha respinto questa cosa. Mimmo Lucano resta sindaco di Riace, no del consiglio comunale alla procedura di decadenza attivata dopo la comunicazione della prefettura, dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 18 mesi per falso contestato al sindaco nel processo Xenia sulla gestione dei migranti. Vabbè. Allora, sulla carta d'identità riecco genitori, batapito un ricorso che vi dobbiamo ponere padre e madre, un ricorso a chi dai due femmine, insomma, chi hanno un izzo e chi non chiede che potete scritto padre e madre, visto che sono totali due femmine. E accanto pare sul ricorso l'hanno vinto ed è come in suso vi dovete essere scritto torra genitori, ma non si comprende, ma genitori che non chi lo ha generato e non possono essere ambardua che hanno generato un izzo, insomma, hai generato una, quindi come te anche te essere il genitore, satela, bocciato il ricorso del Ministero dell'Interno per l'obbligo di padre e madre. Il Ministero dell'Interno aveva fatto ricorso, ma accanto parete è stato respinto. La pronuncia vale per le coppie omosessuali che hanno adottato un bambino, quindi i tre genitori l'hanno adottato, quindi non sono genitori che non hanno generato esattamente nulla. La dicitura genitori torna nuovamente a scalzare padre e madre nella carta d'identità, almeno quando la famiglia è costituita da due genitori dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all'adozione. Discriminatorio a fissare giuridicamente l'ennesima inversione di rotta è la Cassazione. La Corte d'Appello di Roma aveva dato ragione a una coppia di donne contro il decreto del Ministero dell'Interno che reintroduce all'epoca, nel 2019 al Ministero era Matteo Salvini, introduce l'indicazione introdusse l'indicazione madre e padre già abolita nel 2015 in favore di quella appunto generica. Contro quella sentenza il Ministero dell'Interno aveva fatto ricorso in Cassazione, che ora si è pronunciata. Come si legge nella sentenza, il ritorno nella nomenclatura madre e padre sulla carta d'identità ha un carattere discriminatorio e difetta di un reale contenuto esplicativo, senza rappresentare coppie dello stesso sesso che in specifici casi hanno fatto ricorso all'adozione. Vabbè, un casino niente.
Elena Cecchettin, quella sentenza, un precedente terribile. La sorella di Giulia e le 75 coltellate attribuite dai giudici alla inesperienza di Turetta. Cioè, quanto pare, noi abbiamo esperienza, Turetta, o chi è recente, insomma, e quindi questo è una attenuante. Una sentenza simile, con motivazioni simili, in un momento storico come questo, è pericolosa e segna un terribile precedente. Parole di Elena Cecchettin dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza che ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta, reo confessore dell'omicidio della sorella Giulia nel novembre scorso. La Corte d'Assise di Venezia ha escluso dalle accuse lo stalking e la crudeltà, cioè non fi crudeli. Quest'ultima è diventata il casus belli per via delle 75 coltellate. Per i giudici la dinamica dell'omicidio di Giulia non permette di desumere con certezza che Turetta volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite ed aggiuntive. Ritengono invece che il numero di coltellate sarebbe conseguenza dell'inesperienza e della inabilità di Turetta, inabilità a bucchiere, insomma, deve essere un motivo risolto il giudice. Il terzo mandato è incostituzionale, la consulta boccia la legge della Campania. De Luca non si può ricandidare. Alta tensione nella Turchia di Erdogan, dopo che appunto hanno arrestato nel 2028, sarebbe l'unico candidato capace di vincere contro Erdogan, un modo quindi per metterlo fuori dalla competizione. Inoltre si vuole dimostrare che la sua laurea non esiste. In Turchia per assumere la carica di presidente bisogna essere laureati. Su Erdogan c'è il dubbio che non lo sia, ha voglia che non lo è. Lui ha sempre affermato di averla, ma mai l'ha dimostrato. È alla guida della Turchia da 22 anni. Ha modificato la Costituzione, ha accumulato un potere personale immenso, ha ridotto progressivamente gli spazi democratici, specie dopo il golpe misterioso del 2016. L'anno precedente, l'allora leader dell'opposizione Selahattin Demirtas era stato arrestato ed è stato in galera. Stessa sorte è toccata a migliaia di cittadini, giornalisti, oppositori politici, militari. Il 29 marzo milioni di persone sono scese in piazza ad Istanbul. Lo scrittore premio Nobel Orhan Pamuk ha detto che occorre difendere quel che resta della democrazia. I democratici turchi sono soli. Questo è un tempo in cui gli autocrati trionfano. Hanno bisogno eh, di affezioni, hanno bisogno di elezioni e di manipolare se non promettono, e di manipolarle se non permettono la loro vittoria. Ne hanno bisogno perché il loro potere, che deve essere per forza plebiscitario. Gli USA hanno detto che non intendono interferire nei fatti interni di un paese alleato. E insomma, questo potere autocratico, onde go, Putin, Michele, Xi Jinping, Erdogan e come pare che Trump pure per cambiare la Costituzione poi tornare a candidare a Fruncasa Ossa. E quindi non che era né disturbo che era né poi votazione del carattere pubblicitario, tanto è il Degai in Russia, che il Degai in Cina, il Degai in Oche, in Tesinarata, in Turchia, il Degai in Iran, il Degai in Israele, eccetera, eccetera. Insomma, e però vamos, tutti lo simpatizzante, pacci resistas, che anche le manifestazioni, e hanno su, coraggio, demmi bicumbitare pure, ma assolutamente non va mai a partecipare. Trump sospende i dazi per 90 giorni,
soltanto alla Cina tariffe pari al 125%. La gente era un po' spaventata, questo è cambiata. L'idea da un momento è stato il colpo di scena, mette le ali il colpo di scena mette le ali a Wall Street, cioè che ha tornato a aumentare. Nasdaq più 12,02%, una follia praticamente totale, il governante America. Dassi la frenata di Trump, pausa di 90 giorni. L'iPhone nazionale, l'iPhone, telefono cellulare, costa 3.500 dollari, all'incirca 3.500 euro. La guerra commerciale innestata da Trump fa scattare l'allarme caro prezzi e innervosisce i fan di Apple. Sono fan, un po' più fan, con le tariffe, il tanto amato smartphone che potrebbe costare fino al 40% in più. Non solo, se dovesse essere prodotto negli Stati Uniti come sogna Trump, il prezzo potrebbe schizzare fino a 3.500 dollari. Capocom è prodotto in Cina. I numeri non vanno in CCL, né in CIS e né WIL. E quindi sono chi vi travagliano, sono paccato, a cuda maniera. Oh yeah. A sapagnotta. Va bene. Tancamolo, ci tengo le oie e non damos todo l'appuntamento a casa. Poniamo giù la sigla di tancatura, ecco qua. Oggi è pure durata 32 minuti, insomma, perché mezz'ora, ecco, commente che consumo da ora, sa adesso abbonamento. A mezzo vedere devono a tutto da BC TV e mezzo